3 giovani hanno trovato la morte all'alba mentre andavano a lavorare, intrappolati in un furgone uscito di strada e finito dentro al canale di fronte all'idrovora di Calino a Chioggia. Erano in 9 su quel minivan partito da Rodigino, tutti di origine marocchina. 6 sono riusciti ad uscire dal mezzo. Per 3 di loro non c'è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati recuperati durante l'intervento dei vigili del fuoco con il nucleo regionale dei sommozzatori. Uno aveva 33 anni ed era al volante del furgoncino. Gli altri sono 2 braccianti agricoli di 25, 2 residenti a Cavarzare, uno a Portoviro. L'allarme era stato lanciato alle 6:30 del mattino da un passante. Io ovviamente sono stato avvisato dai carabinieri che era successo questo incidente. Il primo pensiero ovviamente alle vittime, perché mi hanno detto che erano decedute 3 o barra 4 persone, perché si dovevano ancora immergere i vigili del fuoco. La perdita di carburante dal mezzo finito fuori strada ha reso necessario un intervento anti-inquinamento del consorzio di bonifica Delta Po. Strada Margherita è stretta e soprattutto piena di curve. Quella dell'uscita di strada è addirittura a 90 gradi. Il minivan ha sfondato un muretto ribaltandosi e precipitando in acqua. 3 uomini che lavoravano con sacrificio e dignità hanno perso la vita in modo drammatico, ha scritto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, lasciando sgomento e tristezza nell'intera comunità. Oggi purtroppo è successa questa cosa, magari l'hanno percorsa anche tante volte questa strada, però è stata fatale questa fuoriuscita dal mezzo. 3 lavoratori morti in un fossato all'alba su un furgone diretti chissà dove a fare chissà cosa, senza nome e non sappiamo con quale contratto, hanno scritto in una nota Daniele Giordano e Alessandra Frontini, segretari generali della CGIL e della Fly CGIL di Venezia. Questo è quello che il sistema produce e che ogni tanto, quando va storto, ci mostra nella sua brutalità. Durissima anche la CISL. Qui il tema centrale è un altro. Sono le condizioni di lavoro, la sicurezza, la regolarità dei trasporti e la dignità delle persone coinvolte. La consigliera regionale Dem Monica Sambo chiede che si faccia piena luce su quanto accaduto, chi erano queste persone, in che condizioni lavoravano, come erano stati reclutati e trasportati. Non deve restare nessuna zona d'ombra. La UIL ricorda che i morti sul lavoro quest'anno in Veneto sono già quasi 40, un numero inaccettabile. Per noi è una forte vicinanza alle famiglie, a loro, e capire che di lavoro non si può continuare a morire.